Immediata la risposta veneta all'emergenza terremoto. Dalla sede operativa di Rovigo della Protezione Civile sono partite 2 autocolonne per un totale di 600 volontari, con il compito di raggiungere i centri abruzzesi dove verranno gestite cittadelle di assistenza con tende, letti e cucine da campo. In Consiglio regionale l'appello alla solidarietà, espresso dal presidente Marino Finozzi e trasmesso al collega abruzzese Nazario Pagano, è stato raccolto dal consigliere Nereo Laroni del PDL Nuovo PSI, che ha proposto che ogni membro dell'Assemblea Veneta devolva alle vittime del terremoto 1.000 euro dell'indennità di aprile, un'iniziativa a cui si è immediatamente associato il consigliere dell'UDC Flavio Frasson. La sciagura che ha colpito l'Abruzzo ha spinto il consigliere dei comunisti italiani Nicola Talmi a chiedere di rivedere il nuovo piano casa della giunta regionale per privilegiare rispetto agli ampliamenti la messa in sicurezza di tutti gli edifici in base alle norme antisismiche.